Amici bellini, facciamo un attimo di chiarezza perché ieri c'è stata un'altra sentenza, insomma il Benevento finisce in Serie B, però ci sono polemiche, strascichi e come al solito ne parliamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora amici bellini, benvenuto i Rip Gang Rich, un nome molto interessante e prima di cominciare insomma iscrivetevi al canale, lasciate un like eccetera eccetera. Questa che indosso è quella del City, io la ordinai dal sito CalcioStore24 che potete sfruttare con il coupon, no? Con il buono sconto 1926 a numero per avere ulteriori sconti. Insomma ci sono cose bellissime. Adesso è il momento di abbandonare le felpe, probabilmente prendere qualche pantaloncino, adesso vediamo cosa ci dobbiamo fare. Ma perché indosso proprio quella del City? Prima di tutto io questa la ordinai prima che successe tutto il casino della Superlega ed è azzurra, è bella, a me piace, insomma tutto quello che poi è azzurro io impazzisco e me la voglio mettere. Ricorderete che ordinai anche quella di Jorginho che segna, è il top scorer del Chelsea di quest'anno, una cosa incredibile, 7 rigori, proprio infallibile, straordinario Jorginho. E se segnaliamo anche il gol di Cavani che ieri ha fatto un gol da centrocampo, una roba spettacolare, il famoso first touch, cioè primo tocco, proprio tocco di prima, pum, pallonetto fantastico. Perché faccio questo accennino di calcio inglese? Non è tanto per il calcio inglese che poi sta vivendo un momento di fibrillazione perché la corsa alla Champions diventa interessante, il Liverpool potrebbe rientrare in corsa, il Leicester dopo aver vinto la Coppa contro il Chelsea perde contro il Chelsea e quindi rischia di inguaiarsi, poi il Chelsea bisogna vedere se vincerà la Champions, se il Manchester vincerà poi la Coppa Europa, insomma è complicata. Però la notizia prima che io vada a letto che voglio insomma sottolineare è quello che è successo ieri tra Torino e Lazio in casa della Lazio, partita che insomma si portava degli strascichi a prescindere per le polemiche, i tamponi, il rinvio continuo, Cairo contro Lotito, ma poi diventa Cairo contro Immobile. Perché Immobile sul suo Instagram dice, e non la tocca piano, leggo, tutti sanno chi è Ciro Immobile, dentro il campo, soprattutto fuori, va pure, si fa. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all'uomo che sono, soprattutto se quest'ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il presidente del Torino, Urbano Cairo, mi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio della Lazio, iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti, rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con il sangue agli occhi e altre cose riguardanti anche la gara d'andata, eccetera eccetera, il fatto del Covid, bla bla bla. Non smetterò mai di ringraziare il presidente Cairo per avermi dato la possibilità di consacrarmi nel Torino come calciatore, ma non posso sorvolare su un episodio che oltrepassa la dimensione calcistica. Tutti sanno chi è Ciro Immobile, eccetera eccetera eccetera. Ma di che cosa stiamo parlando? Io perché indosso la cosa del City? Perché il City è spesso garanzia, causa soldi, causa Guardiola, causa il fatto che se lo possono permettere e hanno i giocatori migliori ed esprimono un bel calcio. Ragazzi, noi il calcio che conoscevamo, il calcio, insomma, io non vorrei che veramente un giorno ci svegliamo, ce lo dicono, come il fatto, come Babbo Natale, all'improvviso, magari sgamo a qualche bambino, chiudetevi gli occhi, Babbo Natale. Non sentire. Che c'entra? Voglio sapere. Babbo Natale non esiste, l'abbiamo scoperto, ci siamo rimasti male, dopodiché abbiamo comunque vissuto il Natale e anche i regali con la consapevolezza che era mamma e vabbè. Il wrestling, all'epoca io avevo i giocattoli di Hulk Hogan eccetera eccetera e poi qualcuno mi disse ma guarda che quello è tutto finto e io però ho smesso di guardare il wrestling perché poi non mi faceva ridere più, non vorrei che se poi scopriamo che è tutto finto anche nel calcio smettiamo di guardarci il calcio e ci rimarrei male.
indosso la maglia del City perché del calcio ci resteranno sempre e solo le giocate, i grandi exploit, la tecnica, il passaggio che non ti aspetti, il gol straordinario come quello di Cavani, le storie incredibili che ogni tanto succedono, ma succedono perché le fanno succedere o perché effettivamente succedono? Questo è il grave dubbio che ci stanno installando con degli arbitraggi che sono quantomeno sospettosi. Ecco, io nella partita di ieri non posso asserire che volevano per forza far retrocedere il Benevento, non posso dire che insomma troppe squadre del sud non possono stare in Italia, eccetera eccetera, però perché non lo posso dire? Al Torino serviva una sconfitta per dare una speranzella al Benevento, benissimo, e Immobile segna il primo gol, viene annullato, ti viene il retropensiero, il Torino deve vincere per forza o perlomeno la deve portare avanti, dopodiché poco sforzo eccetera eccetera, ma questo lascia il tempo che trova. La Lazio insomma non ha niente da chiedere, però il fratello del fratello, insomma la sorella del fratello, vabbè, dopodiché arriva anche un rigore clamoroso e probabilmente anche non rigore, insomma quello su Immobile è un rigore che fa ridere sinceramente, però poi Immobile lo sbaglia. E tu vuoi fare il retropensiero che l'ha sbagliato apposta? No, perché l'ha tirato forte sul palo, è difficile prendere il palo, non parliamo di questo, però poi dopo continuano e c'era un altro rigore probabilmente su Muriqi e insomma tante occasioni, tante situazioni insomma anche arbitrali leggermente controverse che praticamente fanno, insomma, sono scarsi o sono in malafede? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre per quanto riguarda la classe arbitrale. Partiamo da un presupposto, una cosa che secondo me è inconfutabile: il regolamento non è ben scritto, oppure non è chiaro, oppure è aperto ad interpretazioni, e questo è un male. E temo, e lo dico così, lascio a voi anche i commenti del caso, che sia volontariamente lasciato così aperto, chiaro ed evidente. Che vuol dire chiaro ed evidente? Che cosa significa in italiano? Cosa che per me è chiara ed evidente e per te no. Quindi è volutamente lasciato all'interpretazione a seconda dei casi, e quindi ci fate venire i retropensieri. Ma purtroppo non ci troviamo di fronte a una situazione dove tu dici quelli lottano fino alla fine, perché si vede sempre che si gioca fino alla fine, fino alla morte. No, se Cairo va ad accusare Immobile di aver giocato fino con la morte in faccia, cioè praticamente col sangue agli occhi eccetera eccetera, è un'accusa grave al contrario, perché signor Cairo, è naturale che un giocatore di una squadra avversaria giochi con il sangue agli occhi e voglia segnare e batterti. Questo è il punto fondamentale del mio discorso. Perché ti sorprendi? Noi ci siamo sorpresi della Fiorentina che ha giocato alla morte contro di noi, e credetemi, quando faccio questo discorso, il Verona giocherà alla morte contro di noi. Ci siamo sorpresi, ma perché? Perché non abbiamo visto quella stessa morte, quello stesso impegno e quella stessa foga incredibile in altre partite. Faccio l'esempio, parlando della Fiorentina, quella là con il Cagliari mi è sembrato un parapatta e pace, non mi è sembrata quella stessa foga nelle proteste, quando ti vai a contestare una decisione dell'arbitro, a farti espellere, continuare a protestare anche a fine partita quando oramai vi siete salvati. Il problema serissimo è che noi ci meravigliamo di quando giocano alla morte. Non è possibile, deve essere così sempre, e questo mi riporta anche al discorso della Juve contro l'Inter, dove ragazzi sì, passerà in cavalleria come questione, sì, gli arbitri, strane decisioni, errori da una parte e dall'altra. Io questo fatto dell'errore da una parte e dall'altra mi sa di fatto fatto apposta, come a dire, però vedi, abbiamo bilanciato, cioè non è abbiamo bilanciato, ma si bilanciano, e invece secondo me avete bilanciato, nel senso che alla fine sai che la appari in un certo modo per dare
c'è una parvenza, è questa la cosa grave che mi fa morire dentro. Se c'è la parvenza di regolarità, ma sotto sotto invece i giochi già sono fatti, ma noi che stiamo parlando? Di che cosa commentiamo? Commentiamo della giocata, commentiamo del bel gol, commentiamo dell'emozione di una cosa fino alla fine, che io sono in ansia. Oggi è martedì e io già sono in ansia per martedì, domenica, e questo è. Ma se i giochi già li avete fatti, fatecelo sapere, che io mi metto a parlare di musica, perché non è possibile che un presidente si meravigli che giochi alla mano. Allora già avevate deciso, non è arrivato il fax a Immobile, guardate, non vi dovete impegnare perché noi ci dobbiamo salvare, quindi già era stato deciso in Lega, ma che vi impegnate a fare? Questo è il discorso che fa Caio. Allora non è possibile, e ci troviamo di fronte a una situazione veramente problematica, e spero di non vedere sorprese. Insomma, domenica non è una questione di il pianto preventivo, è una questione che non sono convinto più, ed è un peccato, perché guardo altri youtuber della Lazio che dicono che è morto il calcio. Ho guardato il video di Neschio che dice l'AIA è incompetente, sì, sono d'accordo, però non vorrei perché se sono scarsi e tu hai l'intenzione di far migliorare il calcio senza dover fare la Superlega, possiamo avere un campionato dove anche le squadre piccole possono partecipare, se sono più forti vincono, o se hanno la giornata battono quella più grande. Ce lo lasciate questo sfizio? Altrimenti, se deve andare a finire tutto in una situazione di Superlega, di soldi, di quelli che hanno più soldi e fanno giocate più straordinarie perché i giocatori sono più bravi, fatecelo sapere, che noi ci organizziamo, diventiamo simpatizzanti di una squadra di quelle là di elite e ci mettiamo l'anima in pace, altrimenti veramente ci avete rotto il calcio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. È un video un po' particolare, ma ci sono molte riflessioni da fare, un po' di amarezza in giro. Sono comunque in ansia, non lo nego. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, E di poi più, dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè? mi ricordo come mi chiamo.